Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei regionali 22, de su 2018, articolo 22. Beneigun nosu. In questa puntata, eus a cominciare su viaggio nostro partendo dessa città di più importanti dessa Sardegna, Casteddu. Eus a partire dess'area de Sant'Elia, accanto de su mari, con su vorti de Sant'Unnasio, fatto in su 1700, ma un perà ora in sa seconda guerra mondiale. Dengunisi, eus arribai a sa turri spagnola apposta in Gunisi accanto, per imparare sa città di disattacco su dei moros. Seguendo sa vacillata nostra, si usa a fare sa gresia de Bonaria e usa a questionare dessa storia cappiata su miracolo dessa Madonna e sa fondazione dessa città di Buenos Aires. Agoa, usa a bere un'altra gresia, ma più antica mera, cussa de Santu Saturro, uno dei primus de tutta sa Sardegna. Usa a bere pure sa necropoli punica prummanna de tutto su Mediterraneo, cussa de Duvigeddu, e si usa a contare di tutti i schisorgios agattaus in unisi dei archeologus e dei stombarolos. Sul giro dessa città, a rasighiri con sa scrovetta del su monte di Sant'Umiali, a un diantavatto a prima una gresia romanica, e a goa un castello appartenio a sa famiglia dei Scarroz, e a sa contessa Violante, passata a sa storia con sa lumingiu dessa sanguinaria. Con più di 150.000 abivitori e noi punti già i 400.000 con l'area metropolitana, Casteddu è la città più importanti di tutta la Sardegna. È in suo capo giusto dell'isola e soveri in sa parte del sud in sul Golfo dei Angelus, mentre invece facci su capo susu soveri in savrana del su Campidano. E si è fatta in 8 montisi, noi siamo in uno dei questi 8 montisi, che è su monti de Bonaria, e i sarreginisi dessa città di Punti Antica Samera. Casteddu tenere pure uno staini, questo de Molentargius, in sa parte de Oprecidrogiu dessa città, e questo staini è connoto per la presenza dessa colonia stabile de Mangonisi. E tenesu pure sa laguna de Santa Igia, in sa parte invece de Scuricatrogiu. Su nomini Cagliari dieniri de Carales, su nomini che un peranta in edadi a romana. Ma sa regini Car, chi bollinai a Rocca de Sagali e sta ricca, sa città dieniri de sa lingua paleosarda, e stanai sa lingua che si questionara in Sardegna
a prima dell'arrivo sul latino. Dunque, oggi si usa che la lingua sarda è una lingua neolatina. Però uno scanto dei toponimus punti a barrausu a cappiasu proprio a sa lingua nuragese. Su primo uomini che abbiviu in sa città di De Casteddu da gattausu in sa zona de Cabu Sant'Elia. In gunis archeologus, già a partire da sa metà dell'Ottocento, in uno scanto de gruttigeddas, anti agattau a repertus, a commenti a inas de perde grovina, cannacas de gocciulas, e sa cosa più importante vunti is arrastus de destus e broinas de terramaini di argida che tenent una decorazione particolare. Questa decorazione si varia incracchendi su groju de sa gocciula che dinanta a cardium in sa parte esterna del sud-est. Questa decorazione ha donato su nomini a una cultura intera, sa cultura cardiali. Che agattauso però in tutto su Mediterraneo già a partire da 8000 anni a oggi. Non cascioso che sa Sardegna e pure Casteddu vi era già in contatto con tutti i altri luoghi del Mediterraneo. È una cultura unica. Seguenti su Neolitico Mesano, quando doiesti sa cultura de Bonighino, sa città è ancora vivia. E in una gruta, che dinanta gruta del Bagno Penale, sempre in sa zona de Sant'Elia, accanto del suo villaggio di Santo Bartolomeo, l'archeologo Antonio Taramelli, a Singhizio del suo Noigentus, era gattau uno destu, ancora intatto, che tenneri incisioni geometricas. E proprio in questo testo doiesi sa scacchiera più antica rappresentata di tutta la storia d'Europa. Oggi questo testo dovrà esibire il suo museo archeologico de Casteddu. E in prosu, sempre a intrusu de questa grutta, doiesi una pittura fatta con socra a rubia. Se uso dunque ancora in su Neolitico. A Saccabu di questo periodo, quando doiesi sa cultura de Santumiali, sa gente si sposta pure accanto della laguna di Santa Igia, ma vivere ancora in sa zona di Sant'Elia. Proprio in Gunisi, poreus bire ancora l'unica domusegianas de tutta sa città, cussa de Santo Bartolomeo. In moi stava rauscetti uno stampo sgavau in sa rocca de Graccari, ma probabilmente vinzas a 100 anni a oggi, dove era una necropoli intera. Dovianta a trastumbas, che domu de Gianas, sicuramente sazioni del suo tempus o de somini da sciusciao dotto isa trastumbas. A ribaso di aici a sedadi e Sarramini, quando in Sardegna s'adelantara sa cultura de Montigraro, che vigera su nomini proprio di uno dei montisi de Casteddu, che parli essi in sa parte nord dessa città. A Singhizio del suo Noigentus, quando funta vendi su manicomio de Bidagrara, sempre l'archeologo Antonio Taramelli, che è stato uno dei archeologi più importanti della Sardegna, che sta parlando in noi del Singhizio del suo Novecento fino agli anni 30, ha riagattato uno scanto di dumbas sgavadas in sa terra e che tenenta sa vromma de vorro. A intrusu devianta iscarenas de mortus postas de posizioni vetali, accarraggiausu con sogra rubia e accompaggiausu con s'accompagnamento funerario. Proprio in questa data, se uso a intrusu de su 2700 a.C. de Cristo e su 2003 a.C. de Cristo, cominciamo a bere proprio i primi stocchi fatti de metallo, de arramini. In anni 70, cominciando a urbanizzare pure la zona di via Trentino, via Basilicata, via Molise, l'archeologo Enrico Azzeni ha recattato uno scanto di trastumbas, sempre dessa proprietà e sa propria forma. Però questa stumbas oggi non da saporeu subire, poiché funti accarraggiatas di tutti i palazzi che hanno fatto a partire dagli anni 60 fino a tutto il comprensorio universitario della duchessa.
In cidade nuragesa sceus che somini a vivi in sa città. Certo, noi non conosceus ancora nurages agattaus in sul luogo di Castedo, però sceus che in oggi, proprio in su monti de Bonaira, anti agattau uno scantu de spillonisi de brunzu, uno stocco de brunzu, rastus de argidda, de dadi nuragesa. Eppure in sa zona de Sant'Elia, precisamente in sa grutta de Columbus. Tutto questo materiale devo esibire su Museo Archeologico de Castedo. Una delle sedadisi che ha lasciato per testimongius è sedadi punica, testimongius in tutta sa Sardegna. E sa cultura punica, o cartaginesa, avarrarà in Sardegna po' uno scanto de secoli, finza s'arribu dei romanos. Sa cultura era in primiu meda, sa gente sarda, in sa religione, in immateriali, in sa cultura, eppure, chi volesse, in sa architettura. Oggi uno dei logos più connotus dell'archeologia casteddaia è sa necropoli di Duvigedo che sono andati a Viri. Sa Castedo punica, dunque, vi era proprio accanto de sustaini de Santa Igia. Quando arrivano ai romanos in Sardegna, a partire dall'anno 238 su Anantisi de Cristo, seuso in guerra punica, succede che in Sardegna pure comincia a arrivare sa cultura a romana, che deve però si deve confrontare con questa punica. Che, come io suonava prima, in primi meda, sa cultura sarda con sa lingua, sa scrittura, eppure ancora sa religione. E due punti esempio su particolari, come sa fullonica del via 20 settembre, a undi anti agattau una mosaico con un nomini, Silisonis, che sono nomini punico, ma sa fullonica è dedati a romana. Davanti a altri edifici su sa Castedo romana, commenti sa villa de Tigelio. Tigelio è uno dei casteddaius più famosi de sa Sardegna romana. Fiera uno poeta, uno scrittore, uno musicista, è uno artista a 360 gradi, che fu amico era de Cesare e Cleopatra. In anno 46 annantisi de Cristo, ite succede che Cesare, venendo dall'Africa, e agora che era vinto con Pompeo in sa guerra civile, era premiato Castedo a suo rango de municipium, poi esti alleata con esso. Invece s'altra città di più importanti de sa Sardegna de Capeggiossu, sul che è stata invece sa Punia, poi esti alleata invece con Pompeo. Entro su dedotto città a romana della Sardegna, commenti Nora, Vitia, Tarros e Turris Libisonis, sicuramente Castedo fura saprus importanti di Capeggiossu, che andau su Ostia Antica, in sovrazzali de scorporazioni, dove esti un luogo, un mosaico che gestionara de i navicularis e commercianti casteddaius. Dunque vorrei usare che uno dei periodi più belli di sa Castedo Antica è proprio questo dell'età romana. Sempre dell'età romana è un mosaico, uno dei più belli agattato in Castedo, in sa prima metà del 1700, che è agattato in zona dei Biali Triesti. Rappresenterà Orfeo, Chisonara, Sacetra, con i animali arestisi. Questo mosaico però è stato staccato del suo momento e portato a Torino, a un disagattara ancora oggi. Esti a intruso del suo complesso dei musei reali della città di Torino.
Posto a 94 metri di artaria, in su monti de Santelia, su vorti de Sant'Ugnassiu è uno dei luoghi più panoramici di tutta la città. S'accadrà di fattisi in su Gulfo dei Angelus. È stato progettato in su 1792 dall'architetto piemontese Franco Lorenzo. Ma già in su 1793 danti dei pimperai poi attacchi dei francesi in mesi di gennaggio e friaggio, dunque non futi mai a rinasciuti a acabare il suo progetto in Ghizzali. Difatti, s'acqua durante gli attacchi da de pianta bettiri del villaggio di Santo Bartolomeo, poi da Sagisterno di mai accabare. In Guni si diventa pure in magazzino e s'abbrovurera, dunque sa pure munizioni di de pianta arrivate in Guni. Pensai che dei 60 cannoni prevedius o attaccare i francesi e poi noi andiamo a bettiu scetti 5. In 1804 però su Vorti spaccia sa funzioni militari e diventerà una succursale sul Lazzaretto de Castello. In oggi, infatti, si veniano a bettius i malaidus impestaus. A intrus della Seconda Guerra Mondiale, in su 1943, su Vorti tornano a tenere funzioni militari. Difatti noi antaponni un aerofono può ascoltare i sonus dei avioni militari dei americani e dei inglesi. Una cosa curiosa è che zerrianta i truppus dell'istituto di Viale San Vincenzo, poi tenianta un ascolto per un anno e d'uso militarizzanta. Dunque pure i truppus in questa occasione antidento un valore importante in meta. Sceso comunque che in su 1943 in su viaggio quest'anno gli americani e gli inglesi anti comunque a bombardare questa città. Da s'accabo degli anni 80 fino ai primi anni 90 su Vorti ha tenuto uno scanto del traballo del restauro. Difatti tutto questo muro su Ghibiesi in sa parte alta punti stetti su tornato a fare. Su progetto in Ghizzali di una struttura turistica però non si sono mai arrivati a s'accabo. Difatti ho per esibire serbarta carincun un muro che si indesti sciuscendi e tutto l'impianto di illuminazione che hanno fatto non funzionerà. Però gentimera tutto i horas adesso di bene di noi comunque si può passare a piedi o a bicicletta, questa di noi su panorama e mannumera. Di un disiodeo di fatti si esibire bene sul Burgo de Santelia e tutto sa parte del scurigadroggio della città di Castello finzas ai monti de Susurcisi, dunque ai monti de Caputerra, onde doiese su patenti manno de Susurcisi. Sempre di oggi vorrei esibire un'altra struttura militare ma più antica, Sadurri del Superdusemini. Questa posizione strategica sui monti di Santelia ha fatto sì che è stata operata con fainas militari non scetti su gennaggio e friaggio del 1793 contro i francesi, ma pure in Seconda Guerra Mondiale. Difatti noi dovevano una batteria C-135
chi hanno imperato prodotto la seconda guerra mondiale, da su 40 a su 43, dove hanno 100 militari da San Milmart, che hanno difeso la città contro gli aerei dei inglesi e dei americani, e noi, a 11 odeo, dovevamo messo un cannone che rinesceva a sparare po' mari e po' aerei. Dopo la seconda guerra mondiale, tutta questa parte è stata abbandonata, però i vacillai ancora in noi per esibire uno scanto delle postazioni, sia come in gusta, a onde dovunque in giro, visi questo stampo sono di ponente munizioni. E in cui si doiesti si entrata poi un tunnel che portara a un'altra postazione. Sempre accanto a questa postazione doiesti un apposento di un mosaico onde dovevano gli ufficiali dell'esercito. Una delle torri costieras prumannas e mellus allogadas de sa Casteddu spagnola est cussa de Calamosca. Difatti seus proprio in pizzus de su monti de Sant'Elia, s'accarara in sa praia de Calamosca e estetia costruita in s'anno 1638, come pure su ligio in sa lapidi chi doi est in pizzus, con uno stemma de su re de Spagna. Questa torre veniera zerriata pure torri de armas, poi scannonisi che veniera in pizzus, o torri dei sinnalisi, poi s'avvertimento su chi depiera donai a sa città di De Casteddu quando in oggi passanta in aisi, cussas civilisi ma pure cussas militaris. Poi tutto su 600 e su 700 dante imperara po' questioni militari. E su 1850 hanno costruito proprio accanto su Varu che è imperato ancora oggi. Bonaria è uno dei sottomonti che vorrei sagattare in questa città. Esti vive già in città di Nuragesa, poi in 800 hanno agattato stoccus de bronzo, de cultura nuragesa, spillonisi e pure testus. Pure in età romana e paleocristiana, hanno già imparao questo monti a commenti gimittorio. Difatti si dovuti ancora uno scanto de tumbas con pinturas de su XIII secolo a de Cristo. Ma nel caso che su monti esti connotto per due regioni. Una è su gimittorio monumentale de Bonaria, che è stato fatto in su 1800, e l'altro po' sa Basilica de Bonaria.
Iniziando in oggi, in età romana, sicuramente dove erano istermas, a voita tenere uno scanto di mosaico che oggi può esibire in suo museo archeologico di Casteddu. E due scuole di pensamento, una che narra che Bonaria indieni sul latino bagnaria, dei sbagnus, e l'altra invece possulo quarto, Buenaire, che bolina, insomma, che in noi dove era Sairi Sana. Dove è una leggenda importante a Cappiara sul culto di Sa Madonna de Bonaria. Il su 25 marzo del 1370, dunque a Zeusu in età di spagnola, già in su 1323, Bonai, punta arribato in Scadelanus, quando hanno cominciato a cercare di conquistare la Sardegna, vienta sbarcato in su Curfu de Bramas, accanto a Ortobotte, e aveva punta arribato fino a noi. E in Satrumonti, curso de Casteddu Susu, dove vienta Spisanus. Dunque, dopo uno scanto e annus, dove è stata una battaglia, una guerra a entro della Repubblica de Pisa e invece i Scadelanus e i Aragonesus. E usunauga in quest'anno, in quest'anno, dove è stata una temporada manna, che ha posto in pericolo una nai che divura benendi dessa Catalogna. E iniziando sul suo capitano, può salvare questa nai a nau de città e a mari tutto su carrico. In questo carrico dove era una cascia dell'ina che non è stata affondata però e sta arrivata fino a Sapraia del Susico. E andata a cercare dove era, non ci viene a rinesciuto. Iniziando si viene a Zerriau, i sparas a mercedari su che noi teniamo già su Juventus e sa Grecia antica. Che hanno aperto questa cascia e hanno agattau sa statua di Sa Madonna. Sa Madonna de Bonaria tenia da a coa su Pipiu, Gesù Cristo, e in sa mano diretta una stearica alluta. Poi Bonaria esti sa santa patrona de tottu sa Sardegna e pure dei marineris. Ma sa cosa più importante che rendere Sa Madonna de Bonaria internazionali è sul fatto che in su 1500 su marineri e esploratori Pedro de Mendoza partendi da Casteddu e arribau in su mondo nuovo in Sargentina gli ha fondato una città intitolata proprio a Sa Madonna de Buenaire. Questa città di oggi è dinanta Buenos Aires e è stessa capitale dell'Argentina. Questo accappio entro questa città di Casteddu, che è Stivitica, e questa città di Manna, invece, di Buenos Aires in Argentina, è stata arregolata pure su 22 de Capodanni de su Papa Francisco, quando ha tenuto sa missa in noi po sonori de Sa Madonna de Bonaria. In pruso ogni anno, quando si fa questa festa, in maio, dove esti sa processione con i barcasa che davanti a mari e bettinti sa statua de Sa Madonna. Siamo su Biginau de Bidanoa, uno dei 4 Biginaus storici della città di Casteddu, in piazza Santu Cosimo e Damiano. Poi una delle chiese più antiche, non scetti della città, ma di tutta la Sardegna. La chiesa del Santo Saturno.
La prima menzione che tenevo di questa gresia è su 535 a.C. Però pensavo che questa gresia è stata fatta a su manco su 100 anni prima. Esti dunque sono una gresia paleocristiana, che in origine teniera una forma di croci a rega e è stata fatta dunque in età bizantina. Scio sicuro che in età vandalica, in oggi, San Fulgenzio di Ruspe ha fatto un cenobio, dunque sono dei primi monasteri dessa città, che in questo tempo vi era comunque in Susarto de Castello. Teneso a trasmenzioni di questa gresia. Prima di tutto scio che è stata fatta in pizzus dessa tomba, del su martirium di Santu Sadurro, che è stato un martire cristiano martirizzato su 304 a.C., a sutta dell'imperio di Diocleziano. È stato proprio decapitato, secondo su che si narra sa Passio Sancti Saturni. E in oggi sceso che in su 1089 su giudice del giudicato di Castello Costantino Salusio II della Congunale gli ha donato sa gresia con su cenobio a Sparasa Vittorinus de Marsiglia. Ma la cosa più importante è che sa gresia è stata fatta in pizzus di un gimitorio de dadi a Romana, una necropoli che partiva da noi e arrivava a Vinzasa a attuali Prazia Gramsci. E in su 1600 vi è uno dei primi scavus archeologici che hanno fatto in questa città. In questo tempo vi era arcibispo Francisco de Esquivel, che in questo tempo tenia una battaglia con subispo de Tattari. E questa battaglia si va proprio a sonus de ossus de Santu Martiris. E ha deciso dunque di scavare questa necropoli, pondiogai a pillu i sarcofagos, i stumbas dei primus cristianos martirizzati in Castello. Ci si denai che mera verdas, mera lapidis, tenianta litteras BM, che bolinai buona memoria, ma chi si sono interpretata come Beatus Martiri. Dunque, mera martiri si funti stati proprio inventati entro del 1500 e su 1600. L'arcibispo Francisco de Esquivel ha deciso dunque di ettire i ossus dei Santus Martiris, una parte vitichedda in Sagresia del Santo Luciferro che hanno fatto proprio queste occasioni e tutti gli altri su 179 in Sagripta invece a chi doiesti a intrusu de Saseu de Castello. Agora è uno scanto di anni di abbandono, anti comunque ha deciso di fare uno scanto di traballo del restauro in Sagresia. E in questo traballo antiposto, come ti puoi esibire, uno sprigo umano in questa parte che si accarara faccia a Sabrazza. E oggi, con i disi del monumento apertus, poresi visitare Sagresia, introsu, e pure tutta questa necropoli a Romana con i lapidi che vunti in forasa de Sagresia. Secondo questa tradizione, il anno 813 a.C. venne rifondata dai Fenizius de Tiro
sa città de Cartagini che indienne de su semitico Cart Adash, che bolinai città di Noa. Agora de uno scanto de seculus Cartagini s'ammaniara, creando un imperio in tutto su Mediterraneo, che era comprendi tutto su nord-est Africa, sa Spagna, sa Sicilia e pure sa Sardegna. Sa cultura unica in Sardegna era varrai uno scanto de seculus, era in primi sa religione, con divinità sia commenti Tinnit, Bes, Sid e Shmun, da Bieusu in sa lingua, in su semitico, in sa scrittura, poiché a partire da questo periodo Bieusu sa scrittura in uno scanto de lapidis iente gattau in tutta sa Sardegna e pure in sa architettura. E questa cultura aravarrai pure in edadi a romana, poiché teneusu una mistura entro su de questa punica e questa romana, specialmente in Castello. Conosceusu ponnai personaggi che vunti sia di cultura cartaginesi che questa romana, commenti Cleon che traballara in Salinas de Castello o Silisonis che fiera summeri de Savullonica che antegattau in biali 20 settembre. In isanu 40 l'archeologo Giovanni Lilliu ia agattau una necropoli con broinasa de argida a onde a intrus dove viera su ginigio des ossus de Vipius. Sicuramente fiera Sudofet est un gimitoriu un luogo sacro onde interranta Pipius mortus a primo dei 5 anni. Calincun anno a primo iant agattau puru su tempio de Shmun in sa zona de Biali Trento e in sa parte a intrus de Biapò e Biabrenta iant agattau proprio sa prima città punica, uno scanto de domus con subamento fatto de cocciupistu, che via da una mistura fatto con argilla, graccina e disegni mancai fatto su con perdas de quarzu o de graccari. Uno de questi spamentus rappresentara sa dea Tinnit. Sa dea Tinnit agoa de Baal esti sa divinità di più importanti del suo pantheon punico. Veniera a rappresentare con sa conca circolari con una linea che vianta ai sbrazzus e s'arresto del suo corpus con uno triangolo, una specie di gunnetta. E in plus teniera uno bastone con uno simbolo solari e uno lunari. Sicuramente vi era un simbolo che debbia portare fortuna a s'abitazione. Bieusu agoa sa Castello Romana si spostara un vago plus a su centro, in sa zona de Prazza Ienne, finza s'arribai a Prazza e su Grano. Ma uno dei locus più importanti de tutto sa Castello Punica est tu Vigeddu. Su monti de Tuvigeddu, che in sardo bollinai stampu pitticu, est più abitau de sa gente già sicuramente de sa preistoria o de s'età di Nuragesa. E tu comprendesu poitta camminando ancora noi in questo parco si incapita de agattai arrogus de ainasa de perdegropina. Ma sa fortuna sua è sta partire del V secolo all'antisi de Cristo. Poitta in oggi antivattu sa necropoli punica prumanna de dottus Europa. Pensa che estimanna 80 ettaros, che partinti de Biali Santa Rennera e arribant a vinzas a s'altra parte, a Bia e Smagliasa, dove funti migliaias de dumbas sgavadas in sa rocca, una rocca che è simile a su graccare, comunque una rocca druci de traballai. E poi risunai che
due punti principalmente due tipologie de dumbas, cussas a pillu, sgavadas sempre in sarrocca, ma chi non fiant funtudas a metas, onde poniant sa carena de su defuntu con s'accompagnamento funerario. Con broinas, maricas, prendas e lucerras. E poi c'è sa tipologia plus peinata, chiesti sa dumba a puzzu. Dunque fianta proprio sgavadas, con scante metos a sutta de terra, si depiera passare in uno puzzu con pedarolas o con scalas dell'inna. Una volta in basciu agattastisi un apposento, onde in pizzu de un letto ma che dell'inna poniant sa carena de su corpus e de su mortu con sempre s'accompagnamento funerario. Dunque lucerras e prendas de valore puru de oro o carazzas. Uno scanto de cussas tumbas presentant puru decorazionis di due punti tresi, chi tenint pinturas, sa tumba de Isbettelis, cussa de Sid su Guerreri, onde rappresentau unu guerreri spollincu con una lancia e un elmu crestau. Si pensa che sia proprio sa divinità de Sid Adir. Ma cussa pros importanti che ant iscrobetus archeologus est sa tumba de Sureus. Sureu est unu coloro che assimillara a su cobra che è gattaus in su nord-est Africa. In questa tumba, in sa parte centrale, duncas biesu una scantu de carazzas, de colorus e puru de lineas geometricas con prammas de tipu venizio. Oi però queste tumbas funt serradas de sa sovrintendenzia, podas alloga emellus e non si potenti visitai. In età romana, quando oramai in oggi non ci via più luogo per vai tumbas, sa necropoli si spostara più in basso, in sa zona de Biali Santarennera. Oi conosceu su tombas importanti, sicuramente questa del Rubelio o sa Grutta dei Spiperas. E sa necropoli de Tuvigeddu, a partire del singhizzo del su Noegentus, è stata imperata come gava de sita al cementi. Oi de questa gava a barrara sa Villa Mulas, che vi era sa domo de sumeri de sita al cementi, però questo straballo su anti sciusciavo centinaia di tumbas e anti fatto uno sperevundo, uno gorroppu che ari proprio mudau sa morfologia de tutta sa zona, a risperare in dusu su dovumannu con Tuvigeddu. Questo genion vi ha fatto collegare mellus sa zona de via Falzarego con bies maglias e portare tutto su materiali. Nunca sa meras tumbas punti andata spertias po sempre e intro essa seconda guerra mondiale uno scanto de tumbas da santi imperatas a commente al rifugio antiaereo. E de custos tempus, finza ses annos 90, atras tumbas da santi imperatas e famiglias più poveras de sa cittadi a commenti domus. Oi Tuvigeddu est unu varcu onde voresi passillai, castiais tumbas e in purusu castiae su panorama mannu che doiesti facci de sa zona de sa laguna de Santa Igia e sa Illetta.
La storia de Casteddu andrà cicara in storia dei montisi. Su primo monte che agattau su bennendi de su Campidanu esti proprio cussu de Santu Miali. Su cucuru de Santu Miali pigara su nomini de una gresia mesuevali fatta de stile romanicu che si stette a inglobare in uno casteddu. In oggi di fattisi doviera su casteddu fatto forzisi già a partire del su 1100. Fatto può amparai sa capitale del su giuigau de Casteddu che fura in sa parte bascia proprio a Carau a sa laguna de Santa Igia. In su 1323 arribanta i Scadelanus e i Aragonesus. Ghiausu de S'Infante Alfonso per arrivare pure una famiglia che si destinara a scrivere la storia della Sardegna spagnola. Si sono questionendi dei Scarroz. I Scarroz hanno fatto un casteddu in noi, però già a partire dalla metà del 1400 questo edificio era diventato una delle residenze più lussuose di tutta la città. In oggi hanno agattato il rifugio, criminali, banditi, che hanno agattato asilo proprio grazie al fatto che la famiglia di Scarroz fia amica mera del re. Però questa struttura militare ancora a Barra Mera, dove punti 3 turrisi di forma quadrangolari, una cortina e tutto su Vossau a Ingirio. Poi uno scanto de seculus, tutto su vorte è stato abbandonato. Podorrai a tenere funzioni militari in su 700 contro i francesi eppure quando doviera la seconda guerra mondiale. Tutti los logus artus de Casteddu durante un periodo poi in sa bellica sa proprio questa de noi sa visuale viera manna. Dunque su Casteddu è accappiato plus che altro a sa storia de sa famiglia Carroz. E subito a commenti sa storia del su casteddu de Santu Miali è sta cappiata principalmente a sa famiglia dei Scarroz. Una figura in particolare, cussa de Donna Violante. Donna Violante Carroz subì l'ultima erede de sa famiglia nobili e in vita sua è stata malassortata meda. Pensai che già quando pure vittichedda divianta morto su sa mamma e su babbo proprio in questo casteddu. E quando pure Brummanna funti morto su isdu mairus, uno pure su Pradili e is unicu dus fillus. Ma poi tabustu allumingiu ai cilleggio, stessa sanguinaria. Poi tavari che è stata sa mandanti de sa boccidura de un obreri, Don Giovanni Castangia de Bonorcili, che si stette agattau morto a piccare in una torre del suo casteddu de Barumeli de Ales. Non sceso sa regioni, forzi passionali, però a guarda di questo fatto è stata scomunicata del subispo de Ales e scetti a guarda uno scanto de annus perdonata del suo re de Spagna Ferdinando II. Donna Violante ha passato gli ultimi anni della vita sua in su convento di Santo Francisco, onde oggi doiesti Viali Vittorio Emanuele II. E è stata interrata proprio in Gunis, in uno sarcofago che fura proprio a s'ingresso di questo convento e della chiesa di Santo Francisco. Agora, uno scanto di anni è stato spostato questo sarcofago e oggi dovrà subire il suo cimitero del X.
In sa puntata chienili, esa varrà in Casteddu, ma scoperendo i vicinaus storicus dessa città. Esa comenzai dell'anfiteatro a Romano, che è uno dei monumentus più importanti dell'antica Carales. D'Ingunisi, e usarziai in su vicinao storico de Casteddu e Susu, in trendi po Porta Cristina. Se so fai biri i monumentus più bellus de sedadi medioevali, a commenti sturrisi de Santo Francau e de Suliofanti. Se so frimai in su coro de su vicinau, po biri Piazza Palazzo, con Palazzo Reali, luogo onde bivianta i surresi e i visurresi de su regno de Sardegna. Entrai pure in su ghetto dei Ebreusu, con sa gresia de Santa Croce e i panoramas de sa città. Calendi, e sabiri pure uno dei locus più sconnottus de sa movida casteddaia, su bastioni de San Remi e su Palazzo Boil. Poi accabai e andai in un altro dei noi montis de Casteddu, cussu de Montigraro, posi contai de stumbas preistoricas agattatas a singhizzu de su Noicentus de Antoni Taramelli e su Puzzu Nuracesu. Po questa puntata è tutto. Si salurausu, si torrausu grazias e si combirausu a si seguire in sa prossima puntata. Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, imprentas 2020-2021, lei regionali 22, del su 2018, articolo 22.